Una manifestazione indennanti desintrada della Facoltà de Scienze Forestales e Ambientales e della Terra Mala de Nugoro. L'hanno organizzato questo manzano da esasotto sos 33 dipendenti della cooperativa Ecotopia, che provint'anno hanno gestito il servizio del consorzio universitario e che dai su 30 de lampada hanno ana traballare prusu. Difatti si sta pubblicando un altro bando de gara che prevede una minimata de su tanto a disponimento de su 30 prochentu rispetto a cussu posto in su 2017. Ecotopia procussu noata partecipau che depia licenziare parte de su personale pro stare in su tanti stabiliu de su bando. Sa gara l'ha vinta un'altra sociedade che ha da cominciare prima di tribulasa. A sa manifestazione hanno partecipato vinza so sindacalista de sa UIL, i studentese e rappresentantese de atteras cooperativas che traballano in su territorio. Ma in sas primas oras de sa protesta non s'abbidunemmoso de sos rappresentantes de sas istituziones o de su consorzio universitario de sa Sardigna de Mesu chi este sente appaltadore. Sa situazione de su zas industriale de Pradu, ma vinza sas prospettivas economicas de Nugoro e de su territorio suo, sono state sas quistiones affrontadas custu manzano de sos duos candidatos a sindico Alessandro Bianchi e Andrea Soddu in unu dibattitu promoviu da sa Confindustria de sa Sardigna de Mesu. Ha moderato su presidente de su sozio Roberto Borgnoli, che ha fatto us armatessi dimandas amborduoso e pro dare sa rispostas aian unu tempus stabiliu, 3 minutos. S'argumentu principale viti su zas industriale de Pradu, da mede in difficultade, chi su consorzio commissariau da annos, chi in sos operadores in crisi sia ta pro sa crisi economica generale, sia ta pro sos problemas de Pradu, che a sa doppia imposizione fiscale su prasarga, tassas e goddettas de cada zenia, sa mancanza de servizios de base. Bianchi e Soddu han avattu sas propostas issoro. Un altro argomento proposto da sa Confindustria est stau cussu de su distretto culturale e sa possibilità de chi Nugoro imprete sa azienda culturale sua pro trattennere sos giovanos e garantire su venidor a sorfizzoso. Crasa, ambos candidatos, hanno a doppiare sollottistas de distimonzoso in su salone de sa parrocchia Biada Maria Gabriella, che Napura sa tattancare sa campagna elettorale, sappadu, pasu e dominica invece sa andare a bottare. Sorseggioso hanno a essere apertoso dai 7 de manzano a sa 11 de sero, hanno a essere sos elettorese a decidere cale venidore che erene prosazittade. A postisi de Meser de Asiu, sa giunta regionale, a secur de sa proposta des assessore Maria Grazia Piras, ha approvato sos primos interventos che pertoccan as area de crisi de Nugoro, sbloccando un finanziamento de 8 milioni e mezzo de euro. Est un intervento ideau, propostu e posto in finanziaria dai sos 7 cussizeri regionales elettos in sa circoscrizione de Nugoro. S'intervento regionale, in tutto 22 milioni de euro de partire in tre Tattari, Ozzastra e Nugoro, iscrivene in una nota sos cussizeri regionali nugoresos Efisio Arbau, Angelo Carta, Luigi Crisponi, Roberto De Riu, Daniela Forma, Pietro Pittalis e Emilio Usula, est un intervento pratico e annoadore che pone a disponimento de sos territorios unu bellu tanto de dinare, che insidea che sia unu confinanziamento des intervento statale a pustir de su riconoscimento formale des astres areas de crisi de su Ministero des Economia. Sos 8 milioni e mezzo hanno deppe servire a parare fronte a si scandalu de sorzassos industriales, chi non hanno una rete telematica, impiantos idricos e fognarios, camminor de gabale pro permettere un traffico industriale. A questo primo passo deppe sichire, pro medio di una delibera de giunta, un percorso pro su riconoscimento de su governo des areas de crisi de interesse nazionale paris a s'attivazione de incentivos o in favore de sas impresas a medias e minores. Este de 1,4 milioni de euro su tanto posto a disponimento desa regione, promedio des assessorau des artigianau, che in subbando promozione dei prodotti dell'artigianato artistico sardo, pro permettere a sas impresas de ponnere in mostra e vendere sos produttos in sas struttura ricettiva desa Sardigna. Su bando este pro sas aziendas che produin i manufattos in ceramica, preda, linna, metallo straballaoso, pedde, panno e bridu. Sos produttos hanno a essere espostos in mostra e intro de sas strutturas e in
locos appositos e vetrinas, ma si poden vinzas impreare pro arredare sos apposentos. Est una vaina de profettu, annosa presidente de Confartigianau Impresa Sardigna, Maria Carmela Folchetti, che azzudat sas impresas a fortiat as immagine de sa Sardigna e rendete prus bella sas istrutturas ricettivas. Non che di più irmenticare, ammenta Folchetti, che s'artesania artistica tipica e tradizionale, paris a agroalimentare, rappresentat sa Sardigna in totu su mundu. Su bandu est stau pubblicau una paia di erfa che te permittet a sas istrutturas de comporare produttos fattos de sos artesanos sardos chi nazzudur de minimis, pro un massimu de 50.000 euro. Prima desapprovazione de su desinnu de legge chi pertoccat misuras urgentes in materia de disciplina de sos servizios e de sas politicas pro su traballu, chi at per mudare sa disciplina de su settore, s'este riunia sa Commissione Traballu, Cultura e Formazione de su Cussizzu regionale, presedia de Gavino Manca. In audizione standau Emidio Contini, vicepresidente de Sanci, che ha posto in craro una scantas criticidades de su testo approvau su 7 de maio de sa Giunta. Sas criticidades pertoccana s'aumentu da 8 a 28 de sas commissiones pro sos servizios e sas politicas de su traballu in cada centru serviziu pro su traballu e unu direttore pro cada commissione. Secondo Sanci non anda bene mancu sa proposta de permettere a cada CSL de ammaniare un piano territoriale che de per essere predisposto un piano territoriale unico affidau a s'Agenzia regionale de su traballu. Sa norma, annauso vicepresidente de Sanci, previditi chi preoccupare sos postos bodios si vacan a concursos pubblicos, ma no es claru si pertoccat a pezzi sas unidades chi mancana rispetto a sas 800 chi bisunu o dai sas 800 che sun bocau sos traballadores a tempus determinau. Su presidente de sa commissione Gavino Manca, concluinde sos traballos, annau chi su bonu de sas osservaziones fattas dai Sanci supra sa legge sunu de compartire.